Allora, buonasera, io chiedo scusa se iniziamo con qualche minuto di ritardo, ma al museo avevamo si chiama CDA, a me sempre mi impressionano queste parole così altisonanti, in cui stavamo programmando anche una cosa che è utile e vorrei così anticiparla tra le tante cose che stiamo programmando, e devo dire che io credo assolutamente del fatto che quando le persone positivamente si mettono insieme accadono sempre belle cose, come sul fatto ad esempio che, lo voglio dire davanti al nostro più autorevole musicista, qui veramente io faccio una sorta, la dico, visto per il luogo in cui siamo, anche bizantino, una sorta di proschinesi sinara, cioè il mimbenugio letteralmente, la dico in sardo che ci capiamo di più. Il Museo di Cagliari, oltre ad avere le cose della pinacoteca, archeologiche, etnografiche, contemporanee, ha anche una parte che riguarderà gli archivi sonori, perché il Museo di Cagliari poi conserva le più antiche tracce delle Launeddas e t'hanno reso contenta della... Ecco. Sto dicendo che nel Museo di Cagliari, oltre ad avere le cose archeologiche, le cose artistiche, eccetera, intendiamo col direttore Muscolino, che poi porterà il suo saluto, non so quando, anche il portavoce del ministro che è con noi oggi, ci sarà una parte dedicata agli archivi sonori, perché in un luogo dove si conserva il bronzetto con la più antica traccia storica delle Launeddas, è giusto che ci sia anche una cosa di questo genere. Quindi l'altra cosa è che interrompiamo Provasca Manna, per l'appunto, riprendiamo il 21 e ve lo annuncio con Mereu, con Salvatore Mereu, che tratterà come tema della lezione il paesaggio sardo nella filmografia sarda, che sarà un'altra delle cose di cui ci occuperemo. E poi ci sarà anche un altro giorno Giovanni Columbo con quello capolavoro che è stato Surè, e poi riprenderemo un'altra cosa fondamentale, il 27, il 28, il 30, il 27 mattina all'ex Regio Museo lo apriamo per fare una dedica a Gramsci, il 28 mattina sempre all'ex Regio Museo a Cocorto, quindi siete tutti invitati, in particolare gli iscritti all'Associazione Amici dei Musei, e il 30 sempre all'ex Regio Museo finalmente riaperto, minima giuridica. Allora, io ho preso molto spazio, grazie a me, grazie.
Grazie. Grazie. Ci riprovo. Luigi Lai. Grazie. Grazie. Parla con me, parla con me. Il privilegio, la fortuna di essere qua a sentire il maestro Luigi Lai. Grazie. Voglio offrire ancora una cosa, un piccolo... Sì, aspetta. Allora, intanto mi viene strano quando sono a fianco a Luigi parlare in italiano. Noi parliamo solo in sardo, è complicato, però no, c'è gente in stream che magari non ci capisce. Qui magari ci capisco. Sì, Almeno tu che parli sardo, io dimentico il sardo e anche l'italiano. Allora, il 13 gennaio noi siamo stati qua con Mauro e Simonetta e abbiamo parlato tanto di te. Ti abbiamo evocato parlando della musica in Sardegna, non potevamo invocare il tuo nome tante volte. Abbiamo parlato tanto di te e abbiamo promesso quel giorno che ti avremmo portato. Ecco perché sei qua. Grazie. E quindi ti abbiamo evocato perché volevo raccontare quanto sia importante questo musicista, questo giovane musicista che fra pochi mesi compirà 30 e 30, perché non... 30 anni 3 volte. Dire 90 è troppo, invece 30 anni è meglio. E che abbia intatta la sua grinta, la sua volontà di studiare. Io e Luigi ci conosciamo da molto tempo, da un po', da qualche anno. Eravamo ragazzini tutti e due, tu un po' più di me. Eravamo ragazzini, ci siamo conosciuti in tutte le piazze della Sardegna, abbiamo suonato in tutti i paesi più piccoli della Sardegna e in tutti i più grandi teatri del mondo insieme. Dagli Stati Uniti all'Australia, a Singapore, insomma dappertutto. Però la voglia di Luigi di suonare così come oggi è uguale. Lui tutti i giorni si sveglia, dopo aver fatto poche cose, dedica quasi tutta la giornata alla musica, non solo alle Launeddas, ma soprattutto alle Launeddas. Soprattutto alle Launeddas, perché Luigi suona anche altri strumenti, è un polistrumentista, suona la fisarmonica, sassofono e tante altre cose, pianoforte, però diciamo che il suo strumento di cui è innamorato da sempre sono le Launeddas. Che amo. Raccontalo un po' perché ami le Launeddas, come le... Puoi parlare con questo, credo, vero? Può parlare? Diciamo. Allora, le Launeddas per me è come il pane quotidiano e le controllo ogni giorno dalla mattina alla sera, perché vedi, vanno sempre male. Se avete notato, appena iniziato, una era leggermente calante, ma non volevo fermare perché so che dopo suonando si rimette a posto. Allora, questo dovresti prendere lo strumento, è perché hanno l'astuccio sempre i suonatori, perché è soggetto ad essere stonato. Per cui io ho tirato tanto ormai... non era così scandalosa, ma appena entrato con la piccolina era leggermente calante. Però siccome io la conosco, per cui bisogna conoscere. Cioè, lo strumento non parla, però tu devi capire. Io molte volte faccio il paragone come la mamma col bambino che non parla. Quando il bambino piange, la mamma sa già, c'ha mal di pancia, oppure ha fame, oppure è sporco. Noi con le Launeddas, ecco perché sono stati anche sempre pochi i suonatori di Launeddas, perché questo, perdi la vita con l'intonazione. Io tutti i giorni, tutti i santi giorni, se voglio avere uno strumento buono, devi tutto il giorno ma non lavorare. solo l'intonazione, Luigi, i nodas, per dimenticare, ma la grande paura è lì che non si stoni, che non va, che ti... Mi ricordo ci ha fregato una volta con Paolo Freso lì in Germania, sì. È saltato fuori là e sei soggetto. Ascolta, è uno strumentino Luigi, molto. Raccontaci un po' però, le Launeddas per noi, per i profani, sono tutte uguali, sono 3 canne e suonano, ma non è esattamente così, perché ci sono tanti tipi di Launedda, di come si chiamano? Launeddas? No, ecco. mediana pipia, sì, Orazio. Sì. Allora, il padre di tutti è il Fiorace, il più ricco di motivi, il cosiddetto in nodas. I nodas sono dei motivi che c'è la scala. Perché la scala? Perché è giusto, perché il ballo non era 10 minuti, erano un'ora e mezza.
quindi non potevi fare sempre la stessa cosa. La gente era espertissima e se non facevi tutta la scaletta, ti diceva, ne ha lasciato qualcuno pure indietro, capito? Cioè, praticamente era così. Quando iniziavano a ballare avevano una successione. I ballerini si aspettavano questa successione. All'inizio era calmo, poi diventava sino ad arrivare. Dunque una suonata durava, birbo era un'ora, se no un'ora e 20, anche un'ora e mezza, ma di un'ora dovevi sempre farla, perché se la facevi un po' corta ti guardavano male. Dovevi fare la suonata, dovevi farla. E poi tanto finivi e dovevi ricominciare ancora un ballo sardo, non c'era altro. E qual è la tua preferita di queste sonate? Oltre Fiorassio? C'è il Fiorassio, poi c'è il Fiorassio che è il più ricco, poi c'è il punto d'organo che questi vanno d'accordo. Anche per accompagnare il canto. Potrebbe accompagnare il canto, ma potrebbe accompagnare a concordia. Cioè la concordia non deve fare l'unisono. Ecco, queste cose bisogna saperle. La concordia, per esempio, il Fiorassio fa una cosa, e il punto d'organo ne fa un'altra, ma sempre che corrisponda. Che possono suonare insieme. Che possono suonare. Ecco, questa è concordia, non è che fa l'unisono, no. Il punto d'organo fa una cosa, devi studiarle, devi saperle, e bisogna andare a scuola, se no non le sai. E poi il Fiorassio fa da padre, cammina avanti, è il figlioletto che segue sempre, ma non deve perdere la strada, deve andare sempre bene dietro. Insomma, poi c'è la mediana, questa che ho fatto è una piccola mediana in re, poi c'è la mediana pipia, quella che non andava troppo bene, ma la riferma con Mauro dopo, e poi c'è la mediana in si bemolle, più non si può, perché diventa la mano, non arriva più. Cioè la launeda più è lunga e più è basso di tonalità, più è corta chiaramente, come tutti gli strumenti a fiato. E poi c'è lo spinello, che è uno degli ultimi, che quello c'ha una scala proprio, questa è un po' fatta in modo strano, la scala è diversa, fiuda perché la mancosa è bassa, chiudendo per quando, mai la stessa cosa, può dire fiuda ligra, è sempre la stessa cosa. Sempre, fiuda bagadia. È la stessa cosa, sempre. Fiuda bagadia. Vabbè. Allora, Luigi chiaramente è l'ultimo di un mondo di suonatori della tradizione della tua area, di San Vito. Luigi è di San Vito, e quella è rimasta l'area più importante della launedda. Villa Pulce sono stati grandi, ci sono stati grandi maestri che sono stati maestri di Luigi Lai, Antonio Lara e Fisiomelis. Dopo questi grandi maestri c'è Luigi, che è il primo invece della nuova generazione, è il primo e anche l'ultimo, perché noi diciamo che c'è Luigi Lai, ma non c'è il secondo, non c'è il terzo, non c'è il quarto, dobbiamo aspettare ancora un po' per fare questo. Comunque, diciamo che né io né lui siamo grandi, grandi parlatori. Diciamo che facciamo suonare ancora Luigi, poi vi presenteremo i canti della passione e poi chiuderà di nuovo Luigi Lai con Mauro. Cosa fai adesso? Il Reiki? Parlo con questo? Allora, siccome ispirati dal luogo sacro, devo dire una cosa importante, Luigi Lai da 50 anni, non so, accompagna il passaggio di Sant'Efisio. Quando lui era emigrato in Svizzera non c'erano più suonatori, quindi lui è tornato dalla Svizzera e gli hanno chiesto se voleva accompagnare il santo e lui ha detto ben volentieri. Da allora non è mai mancato a Sant'Efisio, solo nel 2020 durante la pandemia non è potuto andare, ma nel 2022 sarà di nuovo il 1° maggio a Sant'Efisio.
Grazie. Quest'ultimo che ho fatto erano 2 brani. Dovrebbe cantare Elena. Questo è il nuovo disco che stiamo preparando. Grazie. Santo zisinni zinnai, sola ando a mi croccai, sola mi drommiri, a nemus de pudimiri. Mi raccomando a Deus anima raccomando, canduisto e canduando, canduando e canduisto, ma raccomando a Cristo e a Deus, a Giovanni e a Matteo e a Giovanni e a Santo Miale. Santo miale in testa, anima mia podesta, podesta anima mia, in su sogno in via in su sonno, in su letto mio mi drommo, in su letto mi drommia, e Sangelo doidenia. Sangelo Gabrieli, veni da mi castiai, benidi, o chi su maligno non mi ingannidi, né a de dì, né a de notti, né in sora dessa morte. Gesù, Giuseppe e Maria, osa recomando su goro, e anima mia. Sente morto con rigore sul coro, e anima mia. No mi llamas Maria, sino mamma del dolore. No mi llames Maria, grazia piena, ma del dolore se penas, che tu mente agonia. Capito, salina mia, traitore, non mi llames Maria, sino mamma del dolore. Non mi vedas benedita, intro e sarfemina mia. Si incontras anima mia, trista, dolente, afflitta, dai la botta d'usarita, senza tanto dolore. Non mi llames Maria, sino mamma del dolore. Chiamate mis affliggida, chiamate mis attristada, sate venas cargada, sate espadas ferida, de Pixumeus atrida, estada crucifissore. Non mi llames Maria, sino mamma del dolore. Non mi llames Maria, sino mamma del dolore. Grazie. Voglio presentarvi Mauro Palmas, Silvano Novina, Simonetta Soni.
Viene la perfida tempesta, portando polvere e fiamme, lasciando braci e cenere, sconforto e tristezza. In queste terre addormentate muoiono le speranze, dentro le rughe nascondi pene, ferite e paure. Vieni, torna, Padre, a queste antiche pietre, a queste zolle che ami. Vieni, torna a combattere. Dimmi tu se potrai perdonare le offese e a queste terre ridare onore, pace e bellezza. Vieni anche tu a ballare il ballo dei tormentati. Con te non ci stancheremo. Vieni, torna a ballare. Vedi, s'ammala strasura, truini e pampa spartenti, ghiaccia e cinicio assenti, di sasso segue tristura, di sasso segue tristura. Custas terras dromias, fonti morendis esperas, inis bronzas tuas penas, feridas ai timorias, feridas ai timorias. Vedi torrandi pappai, ai gustas pedras antigas, ai gustas leas cristinas, vedi torrandi a terrai, vedi torrandi a terrai.
Deus ti salvi Maria, abrenas de gracia, su Señor es con te, cum benedictas es tu intrado tuiche, minas et benedicte, su frutto es entrañas tuae, su Santa Maria, mamma et Deus, prega y bonosa, turus peccados, oris imaienso, ores a morti nostri amiges. Provitum meu inspiratum a manor de su rigore, set spadar de dolore, su goro mi han trapassado, truncado, orto su goro, subito tengo frecciato,
de canto mi alleato, Zumeu, ricco tesoro, fui tanta cua che ignoro, come in te mi è sfaltato, se ti spadar de colore, su coro mi han trapassato. In breve ora la morte pustischi l'han catturato, 20 horas resti stato in sarugheta e sortu e bendato l'ana mortu con sor colpo schilandato, se ti spada de dolore, su coro mi han trapassato, morte no mi le se svia, morte no tarde spiuso, casende morto Gesù, no potevi per Maria, un viso che venia, sa vita li alleato, se ti spadar de colore, su coro mi han trapassato, se ti spadar de colore, su coro mi han trapassato. Se mi avessero trapassato quelle spietate lame e anche a me aperto al cielo le impietrite carni, mi avrebbero salvato da angoscia e disperazione. Dalle mie viscere gli sarebbe giunto un grido straziato, se non m'avesse già il dolore tolto sensi e ragione e spezzato la gola un grande fiume di pianto. Ahi, non lasciatemi più, occhi, vedere un figlio uscito dal seno immacolato, a una triste croce inchiodato e da tutti abbandonato senza colpa né peccato. Sangue continua a scorrere da quelle ferite vive, e se tu per buona sorte non ti sei decisa, morte, prendi queste mie mani e lui lascialo andare. Pioggia e nubi scure di dolore, scendete all'improvviso, seguite da ogni vento, non lasciate più niente, seppellite vita e tormento, morto è nostro Signore. Si me sinti trapassau, cutas lamas dispiedadas, e che a aperto a cielo, iscar
risas marmoradas de angustia e desespero, mi anta essere libertà, mi anta essere libertà. Sai scramia miada e si poi dorrà si non messi già il sottono la sauti smai un solo e sar buena troncao de brandun ma non arrivo de brandun ma non arrivo Interrai vida e tormento morto e nostros amori morto e nostros amori morto e nostros amori morto e nostros amori. Grazie. Aita se stornau villu mio, sangunisce ti pio, brui nel lodo, in cara non mi mira se sei smudo, si scurica su coro e sa natura, si zicca questa mizza e acqua pura, prange i dottus mamma
intristada, lei si la incantada, e nara e misia intru e gustosinu sada poda brandai custo destino Besei anima santa sa carrera e mirai mi de tristura brattera giù stringiu in isintranni a sporegai chi divozza su solino dorrai ma si davo più Deus libertatori de donnia cristiano peccatori salvai s'anima mia in tribulia de troppo venas mannas a frigia e piga in mi composto a su costau a su cielo am di su secolau a su cielo am di su secolau a su cielo am di su secolau. Già di parti scontento mio e consolo e mi lascias in tanti tribulia, in tante afflizioni e tanti dolo, con lacrima sospiro e agonia. Lagrima dei occhi mios non vollais processare, ma te continua a masciare che furiosos arrius in terra santa mari. Frangei dottus, frangedi, essendo chi sei partita, con da fontana de vita, e sola a mi la sedi, tanto afflitta e dolorita, orfana seu arrestata, afflitta senza consolo, coperta de niente dolo, de dolori caricata, poco soprangiri bollo. Aggiudai soli e luna, aggiudai alla stimari, frangeri dottus impari, non s'indagatta nessuna, chi den già tanto penari. Cruelis, maggiore. La protagonista di questi canti è sempre Maria e anche in questo altro canto è stata dolorata per Cruelis. Los que voléis por mai de lágrima tus arribos is cruelis dolores mios uno vado contemplai uno vado contemplai.
sapau dell'umbio in su del più disputata e vieni abbandonata non mi posso consolare non mi posso consolare Suelis dolores míos uno vago contemplai uno vago contemplai Resto quasi dismayenti, passavano e troppo forti. Condannavo ai mani morti a uno figlio contemplenti. S'accrusci a palas mortenti, appena spodi d'andai. E appena spodi d'andai cruelis dolores meus uno vago contemplai uno vago contemplai mi vantaggio sul respiro con due velos a cruci e questo mondo saluci eclissata te un giamiro me sta librio su sospiro un solo su lagrimani un solo su lagrimai cruelis dolores míos uno vago contemplai uno vago contemplai sola resto in amargura de notus abbandonata cade meis esta pantana s'allegria e sa dulzura una trista sepoltura appoggiata io grai appassionati ograi Suelis dolores míos uno vago contemplai uno vago contemplai uno vago contemplai uno vago contemplai Grazie. All'ombra della croce aspetti in ginocchio, pietra di terrore, che ti ingioielli le ferite scendendo dalle amate carni di dolore. Quel sangue sacro uscito dal tuo ventre, benedetto e puro. In pianto e singulti dici, perché, figlio mio, non mi rendi respiro e ragione? Madri che piangete un figlio,
prendetevi cura di Maria adesso. Vedendo la vita fuggita nel suo freddo volto, ora cade afflitta. Mamma del Salvatore, volato al Creatore, Santa, guidaci tu. Amen. Essa croce adumbrata, pettenti ingenuata, se spedrati errori, chi da premi in disperidas, calenti dei sistimadas, cariste dolori, cugius sancuni sagraum, te intranias tuas vocaum, benedictum et nidum, in pranto et sepulturas, coita villum dominoras, soli due Maschi, fillus branceis, in custora non la seis, a sonar a Maria, capiendi moi sapida, fuia in sagara frida, arruina frigida, mamma de su salvadori, dona a su creadori, santa a nostro Mauro Palmas, Silvano Lovina, Simonetta Soro e Gabriella Ledda, che anche sono lì sul palco, è l'autrice di tutti i nostri testi. Grazie. Vi lasciamo ancora col protagonista della serata, col maestro Luigi Lai e Mauro Palmas. Poi salutiamo dopo, no?
Adesso facciamo suonare i due maestri. Noi abbiamo cantato le canzoni della Settimana Santa, chiaramente abbiamo anche un po' pianto, che il tempo in qualche modo i canti sono anche appropriati al periodo non solo della passione, ma il tempo che stiamo vivendo. Ma in qualche modo vogliamo lasciarvi con una speranza di pace, col maestro Luigi Lai. Voglio invitarmi, lo so che non si può fare, non lo so se ancora si può fare, ma ne abbiamo veramente bisogno, quindi chi sentisse l'esigenza di ballare si può alzare e ballare. Chi ne ha la forza, chi ne ha il coraggio, in qualche modo, lo faccia. Lucia, ti vedo già che sei partita. Ci siamo? Luigi Lai.
Grazie. 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 Non so se vogliamo fare qualche domanda al maestro. C'è qualcuno che vuole fare domande? Qualcuno vuole fare qualche domanda al maestro? Intanto io ringrazio veramente, non ho le parole giuste per ringraziare per questo splendido momento. Grazie al maestro Lai, grazie a Elena Ledda, grazie a tutti i musicisti, veramente. Era, forse come diceva Elena, era proprio quello che ci voleva, cioè un concerto che nello stesso tempo ci fa riflettere sul periodo triste, ma anche ci dà un messaggio di speranza. Quindi grazie davvero a tutti. Chiamo la dottoressa Luana Toniolo e il dottor Gianluca Leoni. Noi saremo tutto il CDA del museo. Ecco, tra l'altro come segno positivo, in 2 anni questo è il primo CDA che si fa interamente in presenza, ad eccezione di uno dei componenti, che è il dottor Marzatico, che è il sovrintendente regionale di Bolzano, non ne potuto essere presente, però è il primo CDA che facciamo in presenza e non dallo schermo di un computer. Quindi, Gianluca. quindi il dottor Leoni e la dottoressa Toniolo che sono... Io non sapevo di dover parlare, però insomma volentieri 2 parole di gratitudine, solo di gratitudine, perché è stato davvero intenso. La musica è un linguaggio universale, identità e radici, in questo caso è anche spiritualità. Veramente insomma
grazie a Elena Ledda, a tutti gli artisti, al maestro Lai, che ha saputo evocare la magia di questo strumento antico e sempre nuovo. Insomma, avete toccato le corde dell'anima, insomma, ci avete emozionato e ci avete fatto pensare. In questo tempo difficile e complesso in cui usciamo da una traversata nel deserto con la drammatica... Vabbè, ma non è grave, grazie. Vabbè, insomma, dicevo, insomma, una traversata drammatica nel deserto dopo 2 anni di pandemia, dove ci siamo ritrovati tutti più vulnerabili, e ora il tempo del vento di guerra che si avvicina ai confini e lambisce i confini dell'Europa. Insomma, ci rendiamo conto ancora di più di quanto sia preziosa e essenziale la cultura, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto sia il sale della vita. E infine, perdonatemi un'ultima parola, se vi rubo un altro minuto del vostro tempo, penso sia doveroso anche ringraziare il direttore Francesco Muscolino e la vulcanica Maria Antonietta Mongiu, che è l'anima dei dialoghi. E io credo sia... Credo sia fondamentale ringraziarli, perché vedete, forse non l'abbiamo raccontato abbastanza, però insomma il Ministero della Cultura ha voluto riconoscere al Museo di Cagliari l'autonomia. Vedete, è un riconoscimento importante, non scontato. Ora, non dovrei dirlo, perché io dovrei dire che siamo tutti uguali, però non è così. Insomma, un po', se posso semplificare giornalisticamente, l'autonomia significa che il Ministero considera il Museo di Cagliari un ministero di serie A. E questo è un riconoscimento, una responsabilità, ma anche un'opportunità e una grande sfida. E io credo che iniziative come questa stiano dimostrando che questa consapevolezza c'è, ossia il museo non è solo un deposito di oggetti, non è solo un santuario della memoria, è qualcosa di vivo, è una realtà che produce cultura, che crea legami con la comunità, che attraversa la comunità, che sa produrre coesione sociale e sa vivere quotidianamente, non si chiude in una sorta di torre d'avorio. Iniziative come questa penso racchiudano proprio questo spirito. Grazie, scusate se ho sottratto troppo tempo. Buonasera a tutti, sono la dottoressa Toniolo, direttore regionale dei musei. Posso aggiungere poco a quello che è già stato detto. Io non sono sarda, sono qui da poco, però anche se appunto non capivo le parole, quello che venivano dette, mi sono commossa lo stesso, perché la musica era talmente forte, veramente risvegliava tutte le corde dell'animo, per cui è stata veramente un'emozione fortissima. Quindi vi volevo veramente ringraziare, perché è stato veramente un momento bellissimo, un momento di grande gioia, quindi veramente grazie per quello che ci avete offerto oggi. Stavo dimenticando una cosa, il 12 gli amici del museo hanno un'iniziativa molto bella che è appunto al museo nella parte della Pinacoteca, e come avevamo detto l'altro giorno, Alberto Virdis, che è un giovane che sta facendo il dottorato di ricerca fuori, il ruolo del colore nel Medioevo. Le altre scadenze sono il 27 di mattina 9:30 ex Regio Museo, perdonatemi, il 21 qui Salvatore Mereu, il 27 alle 9:30 ex Regio Museo noi metteremo appunto una tavola per Gramsci, il giorno dopo Cocortu, il pomeriggio alle 17, lo possiamo confermare ormai definitivamente, Gad Lerner terrà una lectio magistrale sul rammendo e il recupero della memoria, il 30 poi appunto minima giuridica sempre all'ex Regio Museo, e Sideus Cheled, il primo Sant'Efisi Essidi, finalmente ci benedice, e così forse anche le venti di pace speriamo che vengano portati dal suo poderoso nostro. Grazie a tutti, grazie anche per le parole che ci incoraggiano, e ci diamo molti auguri di buona Pasqua. Chi può ci vediamo il giorno 12 in Pinacoteca, altrimenti ci rivediamo qui il 21, solita ora. Arrivederci.